Kane is in building. Siamo dopo una settimana di pausa per il sottoscritto dovuto a motivi personali, purtroppo mi sono ammalato. Siamo di nuovo qui a commentare una partita di volley. Ci scusiamo ancora per i problemi dovuti alla connessione nel palazzetto di Chioggia, però purtroppo il palazzetto non ci ha permesso di fare una buona connessione, ma siamo qui all'Arena Biancorossa per potervi commentare per voi questa partita che vale molto e tanto per la stagione del Volano Volley. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli che ritorna a commentare per voi gli incontri del Volano Volley. Oggi è la quinta giornata del campionato di Serie B1 Girone B che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley contro l'Arena Volley Team Verona. Allora le squadre sono già quasi pronte sul terreno di gioco, vanno in campo le squadre e adesso c'è l'arrivo sulla violenza annunciato dal nostro speaker. Il comune di Milano, il Volano Volley, nuovamente per la giornata mondiale contro la violenza delle donne del 25 novembre, auspica che tale violenza sia ricordata a ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è espiazione della violenza. Il nostro capitano, Jessica De Val, consegna al capitano dell'Arena Volley Verona, Marta Di Soli, una maglietta puntata. Grazie. E benvenuti nell'Arena Biancorossa, da sempre la casa del Volano Volley. Quinta giornata campionato nazionale Serie B1 Girone B. L'incontro odierno è la Rotoplas Volano Volley e l'Arena Volley di Castelverzano Verona. Arbitro d'incontro. Il primo arbitro di nome Matteo Tagliaferro in licenza. Secondo arbitro Paolo Stampavini di licenza. Protocolo Sergio Player. Allora gli arbitri dell'incontro di oggi sono il signor Matteo Tagliaferro e il signor Paolo Zamparini, entrambi della sezione di Vicenza. Allora accendiamo i motori e forse oggi mi ha già fatto il dito. Niente, sono da solo anche oggi ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, la farò da solo la telecronaca, però un saluto comunque a Piera che è qui, che comunque è qua a sostenere le sue compagne di squadra e speriamo di vederla presto in campo. Molto presto ovviamente. Arena Biancorossa ormai si sta animando delle proprie persone.
Lo starting player ce l'ho in mano e a leggerlo qua velocemente non ci sono sorprese da entrambi i lati, però lascio al nostro speaker Paolo Scrinzi ovviamente l'onore e il compito di leggere ovviamente la formazione in campo. Adesso stiamo attenti, aspettiamo un attimo che i due arbitri salutano i due segnapunti per la federazione, il nostro Alan Berloff, il nostro responsabile streaming. Invece quello segnapunti per il palazzetto, l'arena biancorossa, è Beppe Ragusa, allenatore della formazione Under 12 del Volano Volley, anzi delle pasticcerie Dario Volano Volley. Saluto anche, perché non voglio dimenticarli, i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro scout, nonché mago delle statistiche, che mi permetterà nel corso della partita di leggervi i punteggi, e anche il nostro regista Fabrizio Saba. Adesso lo starting play, cominciando dall'Arena Volley. Il numero 13 è la Capelli, il numero 12 è la Peroso, il numero 16 capitano Marta Pissoli, il numero 18 Michela Moschini, allenatori il signor Marcello Bertolini e il signor Simone Morali. E adesso si abbattono le luci perché è il momento di annunciare Rotoblas Volano Volley. Tutto questo è venuto al nostro classe Volano Volley 2023-2024. Allora, la novità del Volano è che nella posizione d'attacco Chiara Cesena, schierata dal primo minuto di gioco, e Benedetta Campagnolo invece di Greta Job. Quindi invece dall'Arena Arena Volley Team Verona, scusate, nessuna novità, tutto confermato dalle primo pallone nelle mani del Volano Volley. Si prepara Chiara Cesena al servizio per il Volano Volley. Allora, 2 settimane, io ho fatto 3 settimane di stop tra una settimana di riposo e quella di malattia. Vediamo se ho recuperato bene. E allora il primo arbitro, il signor Tagliaferro, fischia all'inizio della partita. Scatenatevi, a voi accada e buona partita a tutti. Cesena ha battuto il primo servizio. Pizzoli dall'altra parte per Petrucciello, Bortoli, Campagnolo, D'Albero, Bortoli al centro, Cesena, bravo Cesena. Primo punto della partita è firmato da colei che ha la maglia numero 1, Chiara Cesena. Ancora Chiara Cesena al servizio. Servizio battuto. E stavolta è in campo il pallone. Chiara Cesena 2-0. Ancora Cesè al servizio battuto, riceve l'Arena Volley questa volta, e l'attacco vincente di Gioia Riccato che vale il primo punto anche per Arena Volley Team Verona.
Teresa Peloso al servizio per la formazione veronese allenata da Marcello Bertolini. L'anno scorso ricordiamo che l'anno scorso il match point per una delle possibili partite decisive l'abbiamo giocata proprio con Arena, che è valsa per noi il playoff 3-1 su incompressione difensiva dell'Arena Volley. Benedetta Campagnolo al servizio. Un servizio di Benny, battuto su Cappelli, Moschini, attacco ancora vincente di Riccato che vale il secondo punto per Verona. 3-2 il punteggio. Clarissa Covino al servizio per la formazione di Marcello Vincentini. Pronto il servizio di Covino, battuto, riceve giudice Lalla Bortoli, Emma Galbero con l'ausilio del gol che prende l'attacco di Emma. 4-2. Lalla Bortoli ora al servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Al servizio battuto sempre su Cappelli. Fabiana Brutti, la palla è in campo. 4-3. Allora al servizio va Gioia Riccato sul 4-3, sembra per Volano che al momento sta conducendo con una lunghezza questo primo set di partita. Cesena ace di Riccato, vale la parità, 4 pari il punteggio. Ora al servizio sempre lei, l'autrice dell'ultimo ace, Riccato. Gioia Riccato, servizio battuto. Ancora Sedena che questa volta riceve bene per Lalla Bortoli. Davvero un punto in tre, Fabiana Tutti difende l'attacco. L'attacco di Covino è out. 5-4, nuovo vantaggio biancorosso. Dato dall'out Clarissa Covino. Al servizio Emma Galbero. Emma Galbero al servizio. Out il servizio di Emma Galvero, 5 pari. 5-4 era il punteggio di poco fa, ma l'out di Emma Galvero, il servizio ristabilisce la parità. Fabiana Brutti al servizio, ricordiamo che la giocatrice è una delle più veterane di questo campionato di Serie B1, classe 1985, una giocatrice con tanta esperienza. Eval ha murato l'attacco ma è comunque passato. Cappelli ha provato l'attacco ma Cappelli ancora ha un'altra chance con il Truzziello. Lalla Bortoli, Sedena in pallonetto, difende Covino, ancora Cappelli, gol Deval. 6-5 il punteggio. Muro di Jessi e va proprio lei al servizio. Servizio di Deval, ha ricevuto Riccato, attacco tentato da Peloso che non è andato a buon fine. Carli 7-5, doppio vantaggio Rotoplas nel corso del primo set. Allora ancora Jess al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto con l'ausilio del ancora Jess al servizio. 8-5 il punteggio. Jessi forse andava out, ma Riccato la prende.
Cappelli, andata, Carli o Benedetta, Carli Benedetta, 9-5, time out, sponsor. In diretta dall'arena biancorosa di Volano, Campagnolo, Petruziello. 14 azioni di gioco, 9-5 punteggio a favore del Volano Volley. La curva Marione inizia ad arrivare, riceve Riccato Pistoli e poi doppio attacco vincente di Peloso. Dicevo, la curva Marione viene a dare un po' di aiuto alla curva del Volano Volley. Ricordiamo che curva Marione sono i principali tifosi di tutta stretta femminile. Oggi la formazione giallo-blu che milita nel campionato di Serie 1 è stata sconfitta per 0-3 da Savino del Bene Scandito, quindi magari il tipo giallo-blu vorrà magari sostenere i colori bianco-rossi per provare a ovviamente dare un po' più di carica anche alla nostra arena, che è già calda di suo, però magari la scaldano ancora di più magari. 7-10 punteggio adesso con il servizio out. Al servizio Elena Cappelli per le giallo-blu, riceve Cesena, Galvero, Petruziello, difeso Bizzoli, palleggio di Moschini, attacco di Larissa Covino che non è andato a buon fine. Galvero concede una free ball, Peloso, Bizzoli, attacco tentato da se non ho visto male da Riccato, però non è andato a buon fine. Si riprova Covino, mani out di Campagnolo, quindi il punto di Clarissa Covino. 8-10, corsa le distanze le giallo-blu di Marcello Bertolini. Allora al servizio ancora Cappelli, il direttore generale Michele Boschi a incitare la curva biancorossa. Campagnolo, out, no, non c'è un tocco a muro, quindi 9-10, meno 1 adesso tra le giallo-blu di Bertolini e le biancorossi di Parlatini. 9-10 punteggio. Erano 4 i punti di vantaggio, adesso ne è rimasto uno solo. Ancora sempre a sfiorare la linea Cappelli che si prende tutto il metro necessario, difende Pizzoli. Attacco tentato da Covino, vincente, 10 pari. E ritorna alla parità. Forse Luca chiamerà adesso il time out. Motivazione di Luca Parlatini per cercare di spessare questo break che Cappelli ha ancora nelle mani. 10 pari, servizio battuto. Cesena riceve ancora tentativo di Cesena che è stato difeso da Cappelli. L'attacco anche di Riccato è stato annullato. Subito l'Allabortoli di là, difeso Moschini. Ovino difende l'Allabortoli, giudice in bagger per Petruziello che attacca a sfiorare il tetto. Ciao, free ball, Campagnolo, Allabortoli, Cesena, mani, out. Gara Cesena, 11-10, ma di nuovo vantaggio per il Volano Volley. Gara Cesena al servizio. Servizio out di Chiara Cesena, 11 pari. Al servizio Peloso, Teresa Peloso al servizio, 11 pari.
Teresa Peluso, servizio battuto, ricevuto, giudice, Emma Galbero, difeso Cappelli, Missoli, volato l'attacco di Riccato e allora ci prova Covino, mani out, che vale il primo vantaggio dell'Arena Volley Team Verona, 12-11 il punteggio. C'è il time out per Luca Parlatini, sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. Naturalmente, la gioia dello sci. Arena Volley 12, Rotogas, Durano 11. Nuovo in diretta, Arena Biancorossa, 12-11, primo vantaggio dell'Arena Volley Team Verona. Il servizio Peloso. Oh, e arriva Nate! Prende in controtempo Galbero sul net che ha deviato la traiettoria, più 2. Il servizio Peloso. Vediamo il servizio di Peloso. Tutto. Questa volta è out. 12-13 meno 1 adesso tra le biancorosse e pronta al servizio la Rotoblast con Benedetta Campagnolo. 12-13 per Arena Volley Team Verona. Battuto, riceve, se ho visto bene, Cappelli, Bortoli, Petrucchiello Murata, sì, da Fabiana Brutti, 14-12, murone di Fabiana Brutti. Larissa Covino al servizio. Il servizio di Covino, battuto, riceve giudice Lalla Bortoli, Magalbero ha difeso Moschini, tentativo murato da Riccato, ancora Riccato, stavolta Lalla Bortoli devia all'attacco e prende giudice la difesa. Galbero impallonito, difende Covino, Bissoli. Stavolta l'attacco, no, non è riuscito neanche ancora da Riccato. Ah no, out, Galbero. 16-14, punto vincente di Emma Galbero. Lalla Bortoli al servizio. Pronto al servizio, Lalla Bortoli riceve Riccato. Bizzoli, tentativo di Riccato, murato, Cappelli, attacco di Brutti, Galbero dall'altra parte, Fabiana Brutti che va ad attaccare e riceve l'attacco di Fabiana Brutti. Gioia Riccato al servizio, scusate. Servito battuto, riceve Cugeno. Petrucchiello. Carlo Petrucchiello. Emma Galbero al servizio. Out di Emma Galbero, 16-14 punteggio nel corso del primo tempo. E insomma
un inizio di set che aveva 4 punti di vantaggio, adesso Arena si tiene sempre quei 2 o quel punticino di vantaggio. De Val attacco al centro qui, Berti De Val porta almeno uno. Jessica De Val. Jessica De Val al servizio, battuto, riceve Cappelli, Vittoli, Cappelli attacca e la palla in campo, sì. 15-17. Marta Bizzoli al servizio per la formazione giallo-blu di Marcello Bertolini, che ha 2 lunghezze ancora di vantaggio. Sedena batte riceve Sedena, però c'è ancora una chance per il volano che campa 16-17. È stato zitto perché non ho avuto il coraggio quasi di guardare l'azione. 16-17. Attacco di Cappelli out, no, in campo la palla. 18-16. Ho visto bene in realtà, pensavo per quanto ci stava mettendo che poi chiamava l'auto. 13 maglia 13 al servizio Elena Cappelli, schiacciatrice 1996, battuta su Galbero, Bortoli, Sedena Murato, Sedena più 3 adesso Arena Volley Team Verona 19-16. Forse arriverà adesso il time out. Vediamo. De Luca è lì fermo. Guarda, provava a chiamare il time out ma era troppo tardi la chiamata. Servizio di Cappelli, ricevuto Sedena che però la consegna di fatto a Covino. Adesso arriverà il time out, quindi prepariamo già gli sponsor e torniamo tra poco. Diretta biancorossa di Volano 16-20 il punteggio mette a favore di Arena Volley Team Verona. Lo potete vedere dal tabellino in alto a destra della diretta. Allora al servizio Elena Cappelli, che nel corso di questo primo set al suo turno al servizio ha fatto davvero male alle biancorosse. Lalla Bortoli, Sedena pallonetto difeso Bizzoli, Moschini, attacco di Covino, vale un 21-16 più 5, massimo vantaggio della partita e del set. Allora 21-16 adesso al servizio c'è Elena Cappelli per sempre le giallo-blu, riceve Vero, Sedena, attacco e out, non c'è il Toccamuro, 22-16. Forse adesso la chiamerà il cambio, esatto. Infatti Chiara Sedena lascia il posto a Emma Mandò. Ricordiamo che Eugenio Untino non è ai box per un, credo, un affaticamento. La mia, diciamo così, ignoranza nel momento decisivo. Servizio battuto da Cappelli dalla Bortoli, di Campagnolo Murato, 23-16. 2 punti separano Arena Volley dalla vittoria del primo set.
Volano sta soffrendo tanto, diciamo al momento il turno al servizio di Elena Cappelli, perché anche nel turno precedente di Cappelli da un +4 siamo saliti a un -2 o -1, un break di 6 se non erro, che è valso, credo, la memoria non mi inganna. Comunque un turno al servizio micidiale di Cappelli. Murato, scusate, Moschini. Attacco di Covino, sfondato il muro bianco-rosso. 24-16, c'è già il set ball per Arena Volley. Cambio Campagnolo per Job. Diretta per il posto di Benedetta. Allora c'è il set ball ancora nelle mani di Elena Cappelli. Vediamo il turno ancora di Cappelli. Battuto, si spegne in rete, primo errore, si ferma il break buono di Cappelli. 17-24. C'è ancora un ampio margine comunque per le giallo-blu per chiudere il set con largo margine. Il servizio va Mandò, ovviamente nel lato sinistro della nostra postazione. Attacco tentato da Covino, che questa volta non va a tutta potenza. Carlo ce la fa e cura di Peloso e di Riccato. 18-24, ancora Emma Matteo per servizio. Ricordiamo che Bertolini ancora in ancora lato sinistro, tentativo d'attacco di Peloso che questa va a buon fine. Emma, murata Emma che chiude col muro di Riccato. 25-18. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Arena Volley 1, prodotto da Cisteo.
Inizia il secondo set di nuovo in diretta, servizio di Cappelli che inizia lei il set come l'aveva concluso. Attacco di poi attacco out di Carli. 1-0, primo punto per la formazione di Bertolini. Ora il servizio Elena Cappelli. Allora vediamo i punti di squadra. Di Cappelli, Bortoli, vedo il giallo blu, attacco Murato, dai, di Riccardo, Murato da Campagnolo, 1 pari. Allora i punti di squadra: 4 punti Cesena, 3 Deval, 2 Galbero, 3 Campagnolo, 3 Petruzzello, 15 punti di squadra e 3 su errore dell'Arena Volley. Campagnolo al servizio, poi vi leggo quelli di Arena. Servizio, Cappelli in free ball, Deval a difeso Moschini. Piccoli, fondato il muro biancorosso, ma Carli ci mette una pezza, però Campagnolo deve concedere una free ball a Cappelli. Piccoli, pallonetto di Riccato, Petruzzello e free ball di Galbero per Riccato, che attacca, questa volta l'attacco sfonda il muro di Deval. Riccato 2-1. I punti di Arena Volley: 3 Brutti, 4 Riccato, 7 Covino, 2 Cappelli, 3 Peloso, 19 punti di squadra, 6 su errore del Volano. Scalda il tifo della curva Marione. Servizio out di Peloso, vale 2 pali. Lalla Bortoli del servizio. Riceve Cappelli. Tentativo di attacco vincente di Clarissa Covino. 3-2 il punteggio. Clarissa Covino al momento top score della partita al servizio. Servizio battuto. Sofia Giudice riceve Bortoli. Carli col tocco che non c'è. Non c'è il tocco. Ancora Covino al servizio, 4-2. A favore delle giallo-blu di Marcello Bertolini. Vediamo il servizio di Clarissa Covino. Bello il servizio. Ha dovuto ricevere un gol. 3-4. Sfiorare la laterale destra della nostra telecamera. Servizio Fabiana Brutti per l'Arena Volley Team Verona.
battuto il servizio, riceve scusate, Emma Galbero, difeso da Biccioli. Attacco vincente col magnout di Elena Cappelli, 7-4 punteggio. Emma Mandò partecipare al muro di Cappelli e con il quinto punto di squadra. Carli al servizio. Tentativo vincente di Cappelli, 8-5 punteggio. Visto Marta Bizzoli, Vero ha ricevuto Bottoli, Mandò difende Cappelli, tentativo vincente di Clarissa Covino, vale 9-5, forse Luca adesso chiamerà il primo time out del secondo set, lo vedo già pronto. Infatti eccolo qua, Sconzo. Roberto Franco del quotidiano, un numero di Borgo dei Posteri, grazie a voi del vostro sostegno anche per questa stagione 2023-2024, grazie. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorozza, 9-5 il punteggio per l'Arena Volley nel corso del secondo set. Marta Bizzoli in servizio su Emma Galbero, Bortoli, Compagnolo, difeso Moschini anche con lo tiro del muro. Tentativo d'attacco di Cappelli, questa volta neutralizzato dalla difesa biancorozza. 6-9. Mandò al servizio. Servizio battuto. È in campo! Attacco di Riccato difeso da Mandò. Emma Galbero difeso il suo attacco. Riccato subito, Mandò ancora difesa. Ancora Galbero, Muracca, a Cappelli, 10-7. Adesso arriva un turno in battuta molto pericoloso. Elena Cappelli al servizio. Ci ha fatto patire abbastanza all'inizio del set. Ci ha fatto patire, sperando che non ci faccia patire anche adesso. Galbero. Moschini. Riccardo. Il potenziello. Bortoli. Galbero. Moschini ha difeso. Attacco di Riccardo, difende Sofia Giudice. Bortoli. Difeso Bizzoli. Moschini in bagger. Attacco centra in questa faccia.
Spagnolo. Il del net ha ricevuto. Palla out, non c'è il toccamuro di Pelosi, il toccamuro, quindi l'attacco di Pelosi è out. 9-10, poi c'è le distanze volano. Meno 1 adesso. Attacco mani riccato, punto vincente 11-9. Teresa Peloso al servizio. Cappelli, attacco di Cato e Lucenti per Del Vero, 12-10. Ancora l'Arena che ha un altro turno di servizio adesso. Visto di Covino, quale torna la partita. E va al Covino, un free al contro dalle giocatrici. Ecco il fallo fischiato contro la formazione giallo-blu per la 12-11. C'è il cambio, Chiara Sedena per Emma Galbero. Quindi rientra in campo Chiara Sedena, questa volta per Emma Galbero. Galbero non abbia accettato il cambio perché ho visto una reazione un po'. Arriva Lenz! 12 pari, Chiara Sedena, la prima occasione di questo secondo set, la sfrutta al 100%. E risuonano le trombe dell'Arena biancorossa. Alan Berlotto Production, della Prebol, Trussiello, che deve attaccare, a toccare l'asta, Trussiello. Questo non lo commento perché è un po' brutto. Pronta Galbero a rientrare per Chiara Sedena. Gioia Riccato al servizio per... Scusa, sento un po' di stanchezza, chiedo scusa. Servizio battuto. Jessica 13 pari, servizio battuto e out il servizio, partito bene da Moschini fuori. 14-13. Servizio di Fabiana Brutti.
Carli, Bizzoli, Cappelli, pallonetto, difeso da Bortoli. Vale il vantaggio dell'Olanda. Vale il campo. Questa era dentro per me, però il primo arbitro e il secondo arbitro la vedono out, quindi vale il pareggio, 15 pari. Pizzoli, servizio battuto, riceve Bondò, Bortoli, Campagnolo, preso Pizzoli, Moschini, Rovino, Claudio del Muro difeso anche, Mandò difeso ancora, anche qui il Muro si è messo una pezza, attacco. 15, incomprensione tra Campagnolo e Galvero, credo. Molto bene. Devo vantaggio dare una volta. Galvero mandò Petruzziello. Carli. C'è la free ball adesso. Pizzoli. Pallonetto. Di Cappelli, 17-16. Cappelli, out Cappelli, con la parità. Terzo set non si vincerà che farà meno errori. Benedetta Campa di forte picchio. Sette pari. Riccato. 18-17, nuovo vantaggio Arena, giallo-blu sul 18-17. Buon servizio di 8 pari. Palla 8 pari. Tutto Riccato. Moschini. Riccato. Difende Giudice. Morto. Galvero difende il suo attacco. Riccato difende Mandò questa volta. Ancora Emma, disegno del Muro difende Riccato. Adesso l'attacco di Tovino. Ci ha provato Sofia. Nei momenti stava per lasciare la martellata del giudice sul muro dell'arena biancorossa. Per nostra fortuna è andata semplicemente a scontrarsi senza farsi del male. 19-18. Ora la arena dal servizio di Covino, 10-21, tutto lì.
pari. Galdero. Pizzoli. Burrutti. E va subito dall'altra parte. Pizzoli. Riccato murata da Petrucciello. Ancora Riccato. Stavolta non out. Vale il 20-19. C'è un cambio. Emilia Suman entra al posto di Marta Bissoli. Un opposto per un palleggiatore. Quindi al momento Bertolini gioca la carta senza palleggiatore. Doppio opposto. Servizio di Riccato, riceve giudice. Tutti pari, Carli. Di nuovo il cambio, rientra Marta Bizzoli e riesce Emilia Suman. Jessica riceve Cappelli attacca, è out? Sì, out. Time out sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci, semplicemente perfetto. Diretta Arena Biancorossa, siamo sul 21-20, favore della Rotoblad. E va il servizio su Moschini. Fabiana Brutti in difesa di Lalla. E va dall'altra parte, Moschini. Ancora Brutti, murata. Beni. Cappelli che va ad attaccare, brava Mandò che difende l'attacco. Carli! 23-20, time out, Porto! Dall'Arena Biancorossa di Volano, 23-20 punti a favore del Volano Volley, che al momento ha 3 lunghezze di vantaggio e 2 punti dalla vittoria del set. Ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi ancora lungo il set. E va il servizio battuto, riceve Moschini e attacco di Cappelli con l'andata Bonfini, ancora Carli con la murata, questa volta la Fabiana Brutti, 1-23. E al servizio va proprio la veterana Brutti per le giallo-blu di Marcello Bertolini. Battuto il servizio.
servizio, riceve Mandò. La Merito Campagnolo ha difeso Riccato. Tentativo di attacco vincente di Cappelli, vale 22-23. Time out sponsor. Nuovo in diretta, mancano, siamo alle battute finali di questo secondo set. Rotoblas che sembrava in pieno controllo per chiuderla, invece Arena si sta risollevando. Adesso si gioca senza più pause di gioco, 2 time out usati da Parlatini, 2 usati da Bertolini, 0 a disposizione per entrambi. Servizio battuto, Carli prende Covido, attacco, out, palla in campo, 23 pari, si sono rimescolate le carte, 23 pari adesso nel corso del secondo set. Ancora brutta il servizio, bruciato il vantaggio che il Volano aveva costruito, battuta il servizio, riceve Galvero. Bortoli che deve Mandò spinge Campagnolo che Carli vantaggio di nuovo per l'Arena, balzato il set completamente, 24-23. 24-23 Arena. Adesso è durissima adesso perché c'è il set ball per Arena nelle mani della veterana Brutti, che batte adesso, riceve Galvero. Si va in vantaggio, 24. Carli al servizio. Clamorosa, 24 pari. Allora ha fischiato la ripetizione perché ha fatto il doppio pollice, ma questa era clamorosamente a favore della fallo dell'Arena Volley. Però vabbè, decisione dell'arbitro, non si può cambiare. Ha fatto i pollici, si ricomincia, 24 pari. Ancora ecco. E il punto è a favore di Arena Volley. 25-24, adesso c'è il set ball per Arena. Marta Bizzoli al servizio. Non so se questo costerà un turno di sospensione all'arbitro Tagliaferro per la decisione. Va al servizio Bizzoli, Bortoli, Spagnolo, Murata. C'è il punto per l'Arena. Allora 24-26. Purtroppo la decisione è stata presa così, 2-0, andiamo con gli sponsor.
chiedo scusa il ritardo della diretta, ma ho fatto una pausa in bagno, quindi vi chiedo umilmente scusa per la perdita di questi due primi punti. Allora, il Volano sta conducendo questo terzo set per 2-0. Ci sarà da discutere su quella ripetizione del 24 pari, quando nettamente a tutti che erano portate valeva il vantaggio del Volano. Dopo da lì Carli ha tirato abbastanza nervosa quel servizio e ha avuto delle ripercussioni che ha portato al 25-24 dopo la chiusura con il fallo di invasione, che ha chiuso il set per 24-26 a favore dell'Arena Volley Team Verona, chiedo scusa. E adesso le gialloblu conducono per 0-2 il match di Volano, il match dell'Arena Biancosa. Carli, però il Volano questo terzo set l'ha iniziato con la grinta delle tigre, proprio perché al momento conduce per 4-0. Allora riepilogo dei punti di squadra. Ancora Emma mandò al servizio. Stavolta out, 4-1, il primo punto anche per l'Arena in questo terzo set. Allora, i punti di squadra, ovviamente grazie al contributo dello scoutman Andrea Zeni, che ringrazio per il suo lavoro. Chiara Cesena 5 punti, 3 Jessica Deval, 2 Mandò Emma, 3 Emma Galbero, 7 Benedetta Campagnolo, 11 Carlotta Petrusiello, 1 Lalla Bortoli. 32 i punti di squadra, 10 su errori dell'Arena. 5-1. I punti dell'Arena Volley Team Verona, 5 punti Fabiana Mucchi, 9 Gioia Riccardo, 10 Larissa Fiorino, 9 Elena Cappelli, 4 Teresa Peloso, 37 i punti di squadra e 14 su errore del Volano. Spagnolo out il servizio, 5-2. Ovviamente adesso la Rotoblat non ha altra scelta che vincere questo set se vuole almeno allungare la partita al quarto. In caso contrario, in caso di vittoria dell'Arena Volley, ovviamente la partita si concluderebbe qui con 0-3 per le gialloblu. Clarissa Covino al servizio, battuto su Sofia Giudice, Lalla Bortoli, Petruzielli in corsa per concedere un free ball. Attacca subito l'Arena con Gioia Riccato, 5-3. Clarissa Covino ancora lei al servizio. Servizio battuto. Che cannonata di Covino. Ace vincente, vale il 5-4. Al servizio ancora Covino, l'autrice dell'Ace. Lalla Bortoli al servizio, di nuovo vantaggio Volano. Chiara Martinato che aveva ricevuto 75. Attacco vincente di Clarissa Covino. 6-7 punteggio. Gioia Riccardo al servizio.
E Valmurata da Brutti. 7 pari. Allora, la domanda che ovviamente c'è da porsi è se a quel punto palesemente tolto alle biancorosse nel corso del secondo set abbia spento completamente il cervello alle nostre, se saremmo in grado di provare a mantenere viva questa partita. Intanto Arena si porta in vantaggio con Chiara Martinato, 8-7 il punteggio. Ricordiamo che anche nel corso della scorsa stagione l'Arena Volley Team Verona aveva espugnato l'Arena biancorossa con un netto 0-3, partita che io personalmente non avevo seguito del giorno. Infatti viene chiamato un tocco, 8 pari per il Volley. Martinato 9-10. Jesse al servizio. Martinato, andava dall'altra parte, 11-12. Servizio battuto. Mandò, l'attacco mandò Murata, mandò da Covido. Ancora mandò. Stavolta Vistoli ha difeso. Covido attacca. Out. 13-10. Carlotta Petrucci al servizio. Out l'attacco di Carli. Il servizio di Carli, scusate, 11-13. Martinato
Chiara Martinato al servizio. Battuto. Ha ricevuto, però c'è la free ball. Covido, attacco di Covido che difesa di Pedro Galvero. C'è la free ball. Cristiello. Non c'è il toccamuro. 12-13 il punteggio. Andata a toccare i nastri e i nastri sono out. 14-13 l'attacco di Covido è andato il servizio Teresa Peloso. L'arena scusate, ormai arena biancorossa, arena Volley Team Verona, ormai non è praticamente uguale. Free ball di Martinato. Yoga al servizio. Tutto il servizio da Yoga. Vedo. Eccoli. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno. Al servizio di nuovo in diretta dall'arena biancorossa. Out di Greta Iopo. 14-16 adesso. Al servizio Clarissa Covino. Battuto al servizio. 15-16. Allora il servizio ancora Clarissa Covino. Time out sponsor.
nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Un punto separa le due formazioni. Servizio di Covino che riceve Galvero. A due mani De Val, Moschini. Fabiana Brutti dall'altra parte. Attacca ancora. C'è l'attacco, difende Covino, peccato, ma ora la difesa del giudice, ancora giudice. Sotto sotto 16. Ball Martinato 18-17 adesso. Gioia Riccardo ancora lei al servizio 18-17. Ricevuto dal Bergo alla Bortoli, Vero Murata dall'altra parte. Fabiana Brutti ha preso Mandò. Parità adesso all'Arena Biancorossa, 18 pari. Time out sponsor. Di nuovo in diretta all'Arena Biancorossa, 18 pari. Mancano qualche battuta alla fine di questo set, non so se sarà anche la fine di questa partita ovviamente. Ovviamente l'Arena Volley Team Verona è già sul 2-0, quindi un altro set vinto vorrebbe dire partita finita. Impegna il pubblico Volano Martinato 18-19, ma in vantaggio Arena.
out. Conta. Servizio battuto dalla Bortoli. Chiara Sedena di Emma Galvero. Porta 2, le lunghezze di vantaggio. Doppio cambio per un doppio cambio, non si è capito chi esce. Allora ripiloghiamo i cambi. Allora Marta Bissoli per Emilia Suman e il secondo è Clarissa Covido per Silvia Albani. Gli ultimi punti di partita. Cambia anche per la rotola. Chiara Sedena per Emma Galvero che rientra. Fabiana Brutti al servizio. Ok, Tagliaferro fischia e può riprendere Brutti, servizio battuto su Emma Galvero dalla Bortoli. Mandò, fa toccare il circuito 20-21. Nuovi cambi, rientrano Bissoli e Covido per Suman e Albani. Vinta 21 allora. Jessica De Vala al servizio. Tenuto dall'altra parte Bissoli però palleggio, doppia fischiata 22-20. Jessica De Vala al servizio. Servizio battuto sul Moschini. Bissoli. Martinato. Ripeto, mandò. Giudice. Mandò.
Non ci voleva questa giocata di Job, peccato. Qui questa è purtroppo il Campagnolo, prende un po' di profondità di Job. Purtroppo qua a punto di inesperienza ha giocato un brutto scherzo. Il titolo è pari. Mandò al servizio, palla set per portarla al quarto. Emma mandò servizio su Martinato. Riccato, ripeto di sì. Di 4 pari. Teresa Peloso, 24 pari, si va ai vantaggi. Lalla Bortolo, Emma Caltero, subito Lalla dall'altra parte però, visto che tenta. Riccato, abbiamo ancora Riccato con altre scelte. Lalla Bortoli e quindi Riccato si prende il punto che adesso vale il match ball. 25 a 24. 25 24. C'è il match ball adesso per Arena. Teresa Peloso ancora lei al servizio. Battuto. C'è il giudice. Galbero. 25 pari. Nulla la palla del vantaggio e ritorna alla parità, 25 pari. Benedetta Campagnolo al servizio. Risponde alla difesa di Campagnolo. 26 a 25. Match ball Clarissa Covino. Pallonetto che può chiudere Riccato ma difende Mandò. Ancora Galbero, fatto out di Galbero e finisce qua. 25 a 27 a favore di Arena Volley Team Verona, che espugna l'Arena biancorossa con un risultato abbastanza bugiardo, direi 25 a 27 per come andati i 2 set finali. Però purtroppo forse la decisione del secondo set è penalizzato a Pierno del terzo. Purtroppo il campo ha deciso così. Io sono qua a fare la telecronaca, non sono qua a dare giudizi, quindi sono andato in campo e dopo 2 vittorie di fila si ferma la corsa del Bolano Volley. Allora ringrazio Andrea Zeni, il nostro scoutman, per i confluenti punteggi, Fabrizio Sava, il nostro regista, l'attrezzatura, il regista, il responsabile streaming Alan Berloppa. L'appuntamento, gentili telespettatori, è per domenica prossima alle ore 18 a Padova contro la Banca Ani Anduna Padova per la terza giornata del campionato di Serie B1 Girone B. A me non resta altro che augurarvi una buona notte. A vincere è stata Arena Volley Team Verona, netto 3-0. Forse per quello che si è visto nei 2 set finali forse è un po' bugiardo il risultato, però il campo ha risposto
così e il risultato bisogna accettarlo. Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo domenica per la diretta con il Padova, buonanotte a tutti.